sportivi, buongiorno, benvenuti allo stadio Cavagnini Nocini per il torneo del centenario, il 31esimo trofeo Mazzola. Leggiamo le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Provvison di Padova, coadiuvato dai signori Denardi e Tommasi. Legnano Salvi con numero 1, Corti, con numero 4 Antonelli, con numero 5 Ambrosini, con numero 6 Bondiori, con numero 7 Lazarevic, con numero 11 Sgarbi, con numero 16 Muteva, con numero 17 Salvi, con numero 19 Pezzalis, con numero 24 Buric, con numero 26 Giacobbe. A disposizione di mister Corella con numero 22 Enzo, con numero 2 Ricciardi, con numero 3 Rossi, con numero 8 Giavre, con numero 10 Morselli, con numero 13 Milani, con numero 15 Gugole, con numero 18 Contini, con numero 20 Zanetti, con numero 21 Gomez, con numero 23 Calamai, con numero 25 Casarotti, con numero 27 Olivieri, con numero 28 Saviato. Virtus Verona, Numero 1 CV Sheikh, con numero 5 Faedo Carlo, con numero 6 Daffara Manuel, con numero 11 Pittarello Filippo, con numero 13 Derigo Mattia, con numero 14 Danieli Nicola, con numero 15 Amadio Marco, con numero 16 Metilca Antonio, con numero 21 Fasan Nicola, con numero 23 il capitano Pellacani Filippo, con numero 25 Zugaro Davide. A disposizione di mister Fresco Luigi con numero 1 Giacomo Alessandro, con numero 12 Bragantini Michele, con numero 2 Pinto Antonio, con numero 3 Mazzolo Francesco, con numero 7 Vesentini Filippo, con numero 8 Izzo Silvio Pio, con numero 9 Arma Rashid, con numero 10 Danti Domenico, con numero 17 Leonardi Lorenzo, con numero 18 Tronchin Simone, con numero 19 Paloca Cristian, con numero 20 Carlevaris Andrea, con numero 24 Munaretti Luca, con numero 29 Mazzei Giacomo. A tutti buon divertimento! Buon pomeriggio dallo stadio Gavagnin Nocini in Borgo Venezia per l'amichevole che si disputerà tra pochi minuti tra la Virtus Verona ed il Legnago Salus. Sentite la mia voce, mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Gianluca De Rosa e sono l'addetto stampa della Virtus. Oggi insieme agli amici di Avelia proviamo questa diretta match che potete seguire sia sul canale Facebook della Virtus Verona che sulla pagina YouTube di Avelia, nostro storico partner con il quale abbiamo già organizzato insieme diverse iniziative. L'occasione appunto è utile a me come rappresentante della Virtus per ringraziare Avelia per tutto ciò che fa al nostro fianco ormai da diverso tempo e che farà anche quest'anno. Detto questo, è l'esordio della Virtus qui al Gavagnin Nocini dopo un lungo periodo di ritiro. La squadra è rientrata mercoledì da Mezzano di Primiero. Già 4 le amichevoli disputate, tutte contro squadre importanti e blasonate, squadre di categoria superiore. Oggi il primo match, diciamo così, di categoria contro il Legnago, anch'esso reduce dal ritiro, anch'esso in Trentino. E dunque insomma il rientro a casa di entrambe le veronesi che disputeranno il prossimo campionato di Serie C coincide con questa partita amichevole che vale come 31esima edizione del torneo Mazzola e come trofeo del centenario. Presto spiegate le due denominazioni. Torneo Mazzola dedicato a Mirko Mazzola. Mirko Mazzola è stato uno storico allenatore della Virtus Verona
scomparso prematuramente, da cui la Virtus Verona dedica ogni estate un torneo, quindi mettendo in palio un piccolo riconoscimento che va al di là di quello poi che accade sul terreno di gioco. È un piccolo riconoscimento simbolico per ricordare una figura importante che ha fatto parte della storia della Virtus, storia centenaria, festeggiata nel 2021, centenaria così come quella del Legnago, anch'essa datata 2021, quindi 1921-2021, per entrambe le società che dunque oggi insieme celebrano il rispettivo centenario. Questa partita amichevole che doveva iniziare alle ore 17, ma le ore 17 sono in questo momento, insomma, e quindi aspettiamo il fischio di inizio. La Virtus è già sul terreno di gioco, indossa una divisa, una maglia blu con pantaloncino bianco. Vedremo il Legnago che sta guadagnando il terreno di gioco in questi istanti. Fase organizzativa un po' a rilento, in tipico clima estivo, come è anche la temperatura di oggi, tipicamente estiva. Pomeriggio particolarmente caldo, quello di Verona. Vedremo se le temperature si faranno sentire sulle gambe dei 22 in campo. Siamo qui nel frattempo che aspettiamo il Legnago, con le immagini che invece indugiano sulla panchina della Virtus. Abbiamo visto Alessandro Gamberini, conosciuto ai più per le sue numerose presenze in Serie A, soprattutto con la maglia della Fiorentina, e in questo momento invece c'è Filippo Pellacani che oggi è in campo in qualità di capitano della squadra, con Danti e Arma, i due calciatori diciamo più esperti della squadra. Insomma, capitano storico Danti e giocatore esperto che non ha bisogno di grandi presentazioni Rashid Arma, entrambi inizialmente in panchina. Tempo di esperimenti per Gigi Fresco. Ci soffermiamo un attimo appunto sulla Virtus, che come detto ha disputato finora 4 amichevoli. La prima purtroppo storica, è uno storico negativo in realtà, perché la prima amichevole della Virtus è stata disputata a Pieve di Cadore contro il Chievo Verona, partita che passa alla storia perché di fatto è stata l'ultima apparizione del Chievo Verona in un campionato professionistico. Insomma, la situazione era già difficile in quel momento. La partita si disputò lo stesso, terminò 1-1 e di fatto è rimasta quella come l'ultima partita del Chievo Verona. Un dispiacere per tutta non solo per la città di Verona, per lo sport e per il calcio italiano. Il Chievo Verona, realtà importante, insomma, l'augurio che possa tornare presto dove merita e dove le compete. Abbiamo detto del Chievo, poi il ritiro di Mezzano, iniziato con il derby inedito contro l'Hellas Verona, è terminato 0-0, quindi con un'ottima prestazione della Virtus. Poi l'amichevole contro un'altra squadra di Serie A, la Fiorentina, Virtus ospite a Moena della Fiorentina, risultato 4-0, ma anche in questo caso ottima la partita dei rossoblù, con il gol iniziale di Bonaventura, che ha approfittato di una facilitato insomma da un rimpallo che ha visto protagonista Sibi. E poi nel secondo tempo i gol di Milenkovic, Vlahovic, insomma giocatori che non hanno bisogno di presentazioni, giocatori importanti, insomma, ecco, Saponara l'autore del secondo gol, del secondo dei 4, e dunque insomma vetrina importante per la Virtus, che ha ricevuto comunque gli elogi della Fiorentina. Sicuramente un pomeriggio importante da ricordare per la società di Borgo Venezia. Poi l'ultima amichevole prima del rientro a Verona contro il Cittadella. Questo succedeva mercoledì sul campo di Lavarone, nell'occasione pioggia e freddo, temperature tipicamente invernali, neanche autunnali, perché insomma parliamo di 12-13 gradi in un pomeriggio particolarmente piovoso in montagna. Amichevole terminata 2-0 per il Cittadella, a decidere 2 calci di rigore. Insomma, il precampionato della Virtus procede in maniera spedita, abbastanza lineare.
una squadra attualmente con il cartello lavoro in corso, perché inevitabilmente il mercato è ancora aperto, tutto può succedere, insomma le novità sono all'ordine del giorno sia in entrata che in uscita se non altro perché lo abbiamo visto, l'operazione importante è quella di Santiago Vicentín, che durante il ritiro di Mezzano di Primiero ha salutato i suoi compagni trasferendosi al Crotone in Serie B, un'operazione anche in questo caso storica per la Virtus, ma insomma per Santiago Vicentín è arrivata un'offerta importante a cui Gigi Fresco non ha potuto dire di no, anche se lo ha fatto con enorme dispiacere, e la Virtus si priva di un calciatore molto importante, peraltro in prospettiva perché un ragazzo del 99, Santiago Vicentín, però l'occasione era importante sia per la Virtus che per il calciatore, insomma, e alla fine l'operazione è andata in porto, peraltro un'operazione è andata in porto in pochissime ore, e insomma complimenti insomma in questo caso alla Virtus per l'operazione che ha portato a termine, e complimenti al ragazzo Santiago Vicentín che merita questo palcoscenico, insomma gli auguri insomma, che possa andare nel migliore dei modi la sua nuova avventura. Ed eccoci qua, siamo pronti a raccontare la partita, perché nel frattempo parlando il Legnago ha guadagnato, come ha detto, il campo, insomma ci si appresta ad entrare in campo, ad entrare in gioco. Abbiamo detto della Virtus in maglia blu, pantaloncini bianchi, divisa bianco-azzurra con pantaloncini neri per il Legnago. Anche il Legnago ha cambiato tanto in questa estate, anche in questo caso il mercato ancora aperto, e allora andiamo velocemente a guardare, a vedere le formazioni, mentre il capitano Bondioli scambia il gagliardetto con il capitano della Virtus, che non è Pellacani come inizialmente detto, ma è Sibi, per cui Sibi Sheikh indossa oggi per la prima volta la fascia da capitano. Sibi Sheikh, portiere che vive una storia molto particolare, al di là del fatto, insomma, tutti probabilmente conoscono la sua storia privata. È un ragazzo gambiano che è arrivato in Italia come migrante ormai tanti anni fa. In realtà la storia recente, che è più legata al calcio, lo ha visto esordire con la maglia della nazionale gambiana durante le qualificazioni alla Coppa d'Africa, un passo importante dal punto di vista professionale per questo ragazzo, che si sta guadagnando e si è guadagnato la fiducia di tutti. Gambia che peraltro ha guadagnato per la prima volta, dunque evento assolutamente storico, la qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa. E aspettiamo solo il fischio d'inizio dell'arbitro, che è il signor Roberto Lovison di Padova, gli assistenti Simone Denardi di Conegliano e Paolo Tomasi di Schio. Eccolo qua, fischio d'inizio 17:08, appuntiamo sul taccuino e si comincia con questa partita Virtus Legnago. Cerchiamo di capire lo schieramento del Legnago. Sicuramente lo schieramento della Virtus è quello tradizionale, marchio di fabbrica di Gigi Fresco, 4-3-1-2 con Sibi come detto in porta. I difensori centrali sono Pellacani Filippo e Carlo Faedo, classe 99, ragazzo che attualmente è in prova, è aggregato alla squadra, si sta allenando sin dal primo giorno con la Virtus, ha effettuato tutto il ritiro e soprattutto ha giocato praticamente tutte le partite, guadagnandosi di fatto la stima di Gigi Fresco. Vedremo se nel frattempo questa stima poi si tramuterà in una firma sul contratto. Giocatore di San Martino Buonalbergo, insomma qui nelle vicinanze di Borgo Venezia, quindi ragazzo cresciuto in casa, bravissimo ragazzo che si sta guadagnando la fiducia dell'ambiente rossoblu. Dunque, detto di Carlo Faedo, che gioca centrale insieme a Pellacani. Gli esterni sono Manuel Daffara, che in questo momento è il giocatore più anziano in campo della Virtus, che gioca come terzino destro. Terzino sinistro e l'altro nuovo arrivo Davide Zugaro De Matteis, un ragazzo abruzzese come me peraltro, quindi sentite la mia voce qui in onda che non è tipicamente veronese, è abruzzese come me, ragazzo di Pescara, anzi di Montesilvano,
di proprietà dell'Inter, è arrivato in prestito alla Virtus, appunto dal settore giovanile dell'Inter. Lo scorso anno ha militato nelle fila della Gian Erminio nel campionato di Serie C girone A, collezionando ben 30 presenze, assegnando anche un gol, giocatore classe 2000, mentre in precedenza, prima della Gian Erminio, aveva iniziato la sua avventura nel calcio professionistico con la maglia dell'Olbia, dunque in Sardegna. Questa è la difesa della Virtus. Davanti alla difesa gioca Nicola Danieli, un altro ragazzo molto conosciuto con la maglia della Virtus. Danieli, che ha praticamente disputato tutti i campionati di Serie C della Virtus, questo è praticamente il quarto anno, classe 98, ragazzo di Sirmione, cresciuto nel settore giovanile del Chievo. Esterni di centrocampo sono Marco Amadio e Antonio Metlica, trequartista Mattia De Rigo. La coppia d'attacco è composta da Nicola Fasan e da Filippo Pittarello, che in questo momento ha preso un colpo ma si è rialzato prontamente. Nulla di grave insomma per Pittarello. Ha avuto qualche difficoltà durante il ritiro, qualche difficoltà da punto di vista fisico, ne ha un po' limitato le prestazioni, ma insomma il giocatore è un giocatore importante che è qui in campo oggi dal primo minuto. Seguiamo questa azione del Legnago in avanti, fallo subito da Zugaro e dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore della Virtus. Andiamo anche velocemente a vedere la formazione del Legnago con l'esordio di Edoardo Corvi tra i pali. La coppia centrale è composta dal numero 5 Cesare Ambrosini, giocatore espertissimo, fortemente voluto dall'allenatore Giovanni Colella, che lo aveva già allenato in diverse occasioni in passato, soprattutto ricordiamo quella di Rimini. Il numero 19 è Mattia Pizzalis, il terzino di destra è il numero 6 Bondioli Andrea, come detto il capitano della squadra. E andiamo invece a centrocampo, dove c'è Salvi, che è classe 87 e dallo stato attuale il giocatore più anziano della squadra. Vediamo però perché il Legnago è in azione in attacco con il numero 11 Lorenzo Sgarbi, palla rimpallata dalla difesa, nulla di fatto, ma insomma il Legnago ha iniziato probabilmente meglio questo inizio di partita arrembante. Abbiamo detto in attacco il Legnago presenta con il numero 24 Nicola Buric, arrivato l'anno scorso a campionato in corso, ci ha messo un po' per ambientarsi, ma insomma nel finale è stato anche decisivo con i suoi gol. Al suo fianco abbiamo detto Nicola Buric. Da sottolineare la presenza del numero 7 Dejan Lazarevic, giocatore che anche in questo caso non ha bisogno di presentazioni. Ha già militato nel calcio veronese con la maglia del Chievo. Vediamo qui nel frattempo Pittarello che cerca di difendere una palla, non ci riesce. Dunque Lazarevic, Sgarbi e Buric, che avevamo detto all'inizio, compongono il tridente disegnato da Colella per questa partita. Dunque Legnago in campo con il 4-3-3. A centrocampo abbiamo detto c'è il numero 4 Antonelli, c'è Salvi che gioca davanti alla difesa e l'ultimo giocatore è Giacobbe con il numero 26. Quindi siamo riusciti a ricostruire gli schieramenti in campo. Quando il cronometro dice che siamo giunti al quinto minuto, si va verso il sesto e il risultato è fermo ancora sullo 0-0. Velocemente andiamo a studiare un po' questa nuova Virtus, che adesso viene in avanti con Fasan che cerca spazio su assist di Pittarello, chiude bene il numero 5 Ambrosini, che permette così a Corvi di recuperare il pallone in uscita. Le figure nuove di questa Virtus, dunque abbiamo parlato a lungo di Carlo Faido, mentre attenzione c'è Buric che cerca di farsi spazio, controlla bene Pellacani orfano del suo compagno Visentin. Abbiamo già raccontato del suo approdo al Crotone, insomma bisognerà adesso capire la Virtus come si muoverà
sul mercato ancora apertissimo in casa rossoblù. Nel frattempo, proprio in queste ore, 2 le ufficialità. Nel frattempo andiamo in cronaca perché Metlika, e tra l'altro è un ex giocatore del Chievo, Metlika si è fatto largo, poi forse un fallo di mani, dopo invece un fallo su Pellacani da parte del numero 11 Sgarbi. Insomma, Pellacani che resta a terra, partita comunque viva subito sin dai primi minuti. Insomma, c'è un po' da fare per l'arbitro Roberto Lovison, che in questo momento parla con i calciatori del Legnago, che insomma lì attorno a Pellacani. Nulla di grave per fortuna per il difensore della Virtus. Abbiamo detto appunto di Faedo, raccontavamo di Faedo. L'altra novità nell'11 iniziale è Antonio Metlika, calciatore che lo scorso anno ha militato tra le fila dell'Ambrosiana e scuola Chievo-Verona, centrocampista classe 2001, indicato dall'allenatore in seconda Alessandro Gamberini come un elemento di prospettiva e affidamento per la Virtus. Insomma, Virtus che non ci ha pensato un attimo ad andarlo a prelevare, insomma, anticipando la concorrenza. E dunque Metlika è stato uno dei primissimi nuovi calciatori della Virtus 2021-2022. Abbiamo detto anche di Davide Zugaro. L'altra novità che è in campo in questo momento è Nicola Fasan, calciatore del Montebelluna, di proprietà del Montebelluna, dove con la maglia della quale ha fatto ottime cose, è un po' una bandiera del Montebelluna, ed è di fatto in prova con la Virtus. Si è aggregato ai rossoblù durante il ritiro. Gigi Fresco ne vuole saggiare le qualità e le caratteristiche ancora per un po'. Insomma, oggi è in campo dal primo minuto. Vedremo insomma la sua prestazione, la seguiremo con grande attenzione, come seguiremo la prestazione soprattutto dei nuovi, perché c'è anche curiosità dietro queste partite. Insomma, le primissime occasioni sono anche le migliori per studiare da vicino le novità della Virtus, ma le novità anche del Legnago, insomma, che come detto sono tante, e soprattutto come detto in avanti. Questa è la conferma di Buric e quella di Lazarevic, ma soprattutto l'approdo in casa Legnago di Juanito Gomez, altro giocatore conosciutissimo a Verona, non ha bisogno di presentazioni, e lo scorso anno era il Gubbio, giocatore in scadenza di contratto. La possibilità di tornare a Verona, insomma, si è fatta concreta e nel giro di poche ore alla fine Juanito Gomez è approdato a Legnago. In questa partita inizia però dalla panchina il classe 85, apprezzatissimo, ancora tanto amato a Verona, soprattutto Sponda Hellas, Legnago, che invece appunto in attacco ha salutato Ciccio Grandolfo, Francesco Grandolfo, l'anno scorso con i suoi gol protagonista, uno dei protagonisti della salvezza, e invece quest'anno ha approdato da poche ore, da pochi giorni, al Monopoli, quindi anche al calciatore che ha anche vestito la maglia della Virtus nel primo anno di Serie C, stagione 2018-2019. Gli auguri per questa nuova avventura. Partita a scacchi, per il momento nessuna occasione da segnalare, ritmi buoni sicuramente, insomma, la seguiamo, continuiamo a seguirla con attenzione e partecipazione. Tra l'altro mi do uno sguardo qui intorno, c'è anche un buon pubblico sugli spalti del Gavagnino Nocini che riapre oggi di fatto per la prima volta con l'inizio della stagione 2021-2022, riapre con il pubblico. Sapete tutti quanti, insomma, le procedure, quelle calcistiche, insomma, il protocollo rispecchia fedelmente quanto previsto dal regolamento
governativo in ottica di sicurezza sanitaria. Dunque, per accedere all'impianto Green Pass, attenzione, il bel tiro di Buric che si gira e la palla che sibila il palo. Sibi era sulla traiettoria, palla che finisce sul fondo, però la annoveriamo questa come la prima grande occasione di questa partita. Il tiro di Buric dal limite un po' a sorpresa, non si è fatto però sorprendere Sibi Sheikh, che ha già recuperato la palla e l'ha rimessa in gioco con la collaborazione di Pellacani. Dunque dicevamo, per accedere all'impianto Green Pass o tampone, in realtà tutti, insomma, gli spettatori presenti hanno potuto usufruire dell'accesso all'impianto attraverso Green Pass. Qualche coda, insomma, sicuramente a livello logistico le disposizioni non aiutano, ma insomma la sicurezza sanitaria è la priorità a cui bisogna stare. Sicuramente bisogna prestare sempre grandissima attenzione, e vedremo poi quali saranno le disposizioni per la stagione. Si parla comunque del ritorno del pubblico sugli spalti, anche se probabilmente in misura inferiore rispetto alla capienza tradizionale. Questo comunque è un aspetto da salutare in maniera positiva, perché il ritorno del pubblico sugli spalti è stato a lungo atteso da tutte le società di calcio, dalla Serie A alle categorie diciamo così dilettantistiche, perché insomma senza pubblico sugli spalti lo spettacolo viene meno. Ora un fallo su Sgarbi, che è il numero 11. I giocatori in campo se ne danno, insomma è una partita vera, l'aspetto amichevole è presto venuto meno, insomma c'è voglia di fare bene, c'è anche entusiasmo per l'inizio della nuova stagione su entrambi i fronti. Virtus Verona e Legnago lunedì conosceranno il loro destino, sia per quanto riguarda il girone, sia per quanto riguarda l'avversario del primo turno di Coppa Italia, sia per quanto riguarda il calendario del campionato di Serie C 2021-2022. Dunque lunedì giornata importante, perché la Lega Pro l'ha ufficializzato non troppo tempo fa, un paio di ore fa. Lunedì mattina verranno diramati i gironi dei campionati di Serie C. Contestualmente si procederà all'emanazione dei calendari di Coppa Italia, dunque del primo turno di Coppa Italia di Serie C che è in programma il 21 di agosto, e poi via nel pomeriggio al calendario completo del campionato di Serie C 2021-2022 che inizierà domenica 29 agosto. Seguiamo l'angolo di Nicola Danieli, il colpo di testa di Faedo è fuori misura, nulla di fatto, ma la Virtus in questo momento era in attacco. Insomma, il primo calcio d'angolo della partita lo ha calciato appunto la Virtus. Allora, dicevamo lunedì, qualche anticipazione, se vogliamo possiamo anche permettercela, perché innanzitutto Legnago e Virtus Verona saranno nello stesso girone e con tutta probabilità manca solo la certificazione ufficiale, sarà il girone A, quello del Nord Italia, perché da quest'anno la Lega Pro procederà a una suddivisione dei gironi diversa rispetto al passato, gironi in orizzontale non più in verticale. Dunque la Virtus Verona disputerà il campionato il girone, sarà inserito nel girone del Nord Italia, girone dove la faranno da padrona le squadre lombarde, ben 10, e poi le venete, appunto Virtus Verona, Legnago e Padova. Ci sarà la Triestina, ci saranno le squadre del Trento e del Sud Tirol, dunque Trentino e d'Alto Adige. Seguiamo Pittarello, perché il tiro di Pittarello viene prima deviato da Bondioli e poi da Corvi, che in due tempi la blocca. Prima occasione importante anche sul fronte Virtus. Dopo il tiro di Buric, ecco atteso Pittarello, la deviazione di Bondioli ha rischiato di mettere fuori causa Corvi, che con
un buon riflesso sicuramente da premiare, è riuscito a bloccare la palla in 2 tempi, il tiro non era fortissimo, ma insomma comunque le difficoltà nella circostanza c'erano tutte. Squadre che inevitabilmente stanno risentendo della lunga preparazione, gambe un po' pesanti, anche un po' imballate, qualche idea a livello tattico da affinare, però insomma la partita è una partita piacevole tra 2 squadre che si stanno affrontando, come detto, a viso aperto. E allora abbiamo detto dei gironi, da capire quali potrebbero essere le novità o le sorprese dell'ultima ora. Io ve ne dico 2. L'Olbia potrebbe finire nel girone A, perché al momento c'è tutto un discorso legato ai ripescaggi che interessa un gran numero di squadre, ma sono tutte squadre di fatto del centro Italia o comunque della Toscana, squadre che dovrebbero e potrebbero finire tutte nel girone B, e di conseguenza andrebbero a favorire altre squadre per l'inserimento nel girone A. Una, come detto, è l'Olbia. Dunque viaggio in Sardegna per la Virtus Verona, possibile viaggio in Sardegna per la Virtus Verona. L'altra novità potrebbe essere la Virtus Entella, che poi andrebbe anche a ricoprire il ruolo di grande favorita. La squadra di Chiavari, retrocessa lo scorso anno dalla Serie B, e che allo stato attuale balla appunto tra il girone A e il girone B. Ballano ancora tra il girone A e il girone B il Piacenza e il Fiorenzuola. Anche qui insomma ecco, c'è qualcosa da scoprire lunedì mattina, una volta stilati i gironi. Ci sarà insomma un po' di suspense. C'è suspense anche adesso, perché con la punizione di Nicola Danieli, la palla è alta sopra la traversa, nulla di fatto. Siamo giunti al minuto 18 e il risultato sempre fermo sullo 0-0. E abbiamo detto appunto di quelli che sono i gironi. Va stabilito anche l'accoppiamento della Coppa Italia. L'accoppiamento della Coppa Italia, perché il primo turno prevede eliminazione diretta della squadra perdente. Primo turno inizialmente previsto nel weekend 13-14 di agosto. Il discorso dei ripescaggi e di tutto ciò che sono state le varie esclusioni dai gironi hanno indotto la Lega Pro a posticipare il tutto di una settimana. Dunque la Coppa Italia inizierà il 21 di agosto, una settimana di anticipo rispetto a quella che invece sarà l'inizio del campionato, allo stato attuale confermato per il 29 di agosto. C'è stata nelle ultime ore un'accelerata sia da parte della FIGC che da parte della Lega Pro. Poco spazio ai ricorsi, abbiamo visto il caso Chievo spento in poche ore dal presidente Gravina, che di fatto ha ufficializzato il ripescaggio del Cosenza in Serie B. Attenzione, perché Fasan, e c'è il gol della Virtus, il vantaggio della Virtus, ha segnato Nicola Fasan, il minuto è il 19esimo. Nicola Fasan dunque allo stato attuale giocatore aggregato alla Virtus, che però può annoverare il primo gol qui a Verona della Virtus. Dunque ricostruiamo velocemente un'azione inevitabilmente condizionata da un errore della difesa del Legnago, un errore che di questi tempi ci può stare e non va neanche troppo condannato. Insomma è pur sempre calcio d'agosto, sia nel bene sia nel male, diciamolo chiaramente. Insomma la difesa, c'è stata una mancata comunicazione tra il numero 5 Ambrosini, se abbiamo visto bene, il portiere Corvi. Si è inserito lì in mezzo Fasan, che ha prima vinto un rimpallo, anzi non era in realtà il numero 5 Ambrosini, ma era il numero 16 Muteba, giocatore giovane peraltro del 2002, dunque al quale diamo un'ulteriore giustificazione per l'errore. Insomma ne ha approfittato Fasan, che ha prima vinto un rimpallo e poi è andato a battere Corvi per l'1-0. Dunque la partita che cambia al minuto 19, l'1-0 della Virtus, il gol di Nicola Fasan. Nicola Fasan, giocatore di cui si parla molto bene, è un classe 98 e dunque non è uno di quei cosiddetti fuori quota, e questo è sicuramente un elemento che in questo momento in sede di mercato condiziona le scelte non della Virtus ma di tutte le squadre, perché
Chi segue questi campionati sa benissimo in questo momento il peso specifico del settore under, insomma, soprattutto squadre come la Virtus che hanno necessità, bisogno e insomma priorità, che danno priorità al minutaggio, insomma coloro che sono calciatori non più under, insomma vanno valutati in maniera approfondita. E tra questi appunto c'è Nicola Fasan, giocatore che rappresenta un po' una bandiera del Montebelluna, con cui ha disputato anche, oltre a tanti campionati, anche tanti gol, ha avuto una possibilità per mettersi in mostra nel Venezia, ma è durata poco, è tornato al Montebelluna, un giocatore che si è aggregato, come detto, alla Virtus durante il ritiro di Mezzano, e Gigi Fresco ha deciso di riportarlo giù a Verona e valutarlo ancora per qualche giorno, insomma, per capire anche diciamo così il ruolo, la sua dimensione tattica in questo contesto. Insomma, Nicola Fasan, che la risposta dal canto suo l'ha data, segnando il gol che attualmente permette alla Virtus di essere in vantaggio. Virtus che attacca ora con Zugaro, uno dei giocatori più continui in questo inizio di stagione, sempre schierato a sinistra, e il suo ruolo è ed è uno dei ruoli dove in questo momento la Virtus sicuramente dovrà intervenire per garantire un'alternativa appunto a Davide Zugaro, che per garantire un'alternativa a Davide Zugaro, che finora ha giocato sempre in queste partite amichevoli, partendo sempre dall'inizio. I falli comunque ci sono, la partita è viva, è una partita intensa, insomma c'è lavoro per l'arbitro Roberto Lovison, che adesso ferma tutto e cerca di spiegazioni con Ambrosini, difensore Cesare Ambrosini classe 90, è uno dei fedelissimi di Colella, che una volta riconfermato alla guida del Legnago ne ha chiesto l'acquisto, società che si è mossa velocemente per portare Ambrosini, appunto come detto, al Legnago in questa sede di mercato. Vediamo ora, c'è un fallo subito da Sgarbi ad opera prima di Daniele e poi di Zugaro, gioco fermo, minuto 23 e 30, Virtus 1 Legnago 0. Angolo per il Legnago, dunque sul tabellino un angolo per la Virtus, un angolo per il Legnago. Lo seguiamo ora in diretta. Vediamo questo calcio d'angolo. No, invece no, l'arbitro ci ha ripensato. C'è qualcosa che andiamo un attimo a vedere. In realtà no, c'è prima del calcio d'angolo, c'è praticamente il time out, quello che viene definito time out. Ai giocatori viene permesso di rinfrescarsi, viene permesso di recuperare e anche un po' bere qualcosa. È un pomeriggio particolarmente caldo qui a Verona, insomma è temperatura tipicamente estive, dunque niente di particolare, però effettivamente le temperature e la giornata si fa sentire. È una giornata particolarmente calda qui a Verona. Eravamo abituati in realtà tra Mezzano di Primiero per 10 giorni e Lavarone mercoledì, noi che eravamo in montagna a temperature ben diverse, abbiamo praticamente vestito la tuta per una settimana, e domenica si è servito anche il giubbino perché i gradi si aggiravano intorno ai 10-12, oggi qui siamo sui 30, insomma situazione ben diversa ma tipicamente estiva. Dicevo del pubblico anche numeroso per una partita disputata il 7 agosto alle ore 17, vuol dire che c'è anche attenzione, anche un po' di curiosità per vedere la nuova Virtus e per vedere anche questo Legnago, squadre che dunque si ritroveranno in campionato, vedremo quando, come detto lo scopriremo lunedì pomeriggio con i calendari, sempre lunedì. Nel frattempo verranno ufficializzati i ripescaggi
in Serie C ne sono diversi, in ballo ci sono tante squadre, perché come detto le squadre non iscritte allo stato attuale sono anch'esse tante. Si parte dal Chievo in Serie B, che con il ripescaggio del Cosenza ha liberato di fatto un posto nuovo in Serie C, e c'è la rinuncia del Gozzano, che ha permesso al Consiglio federale di provvedere con la riammissione, l'unica riammissione, che è quella del Picerno, squadra della Basilicata, che andrà a affiancare i corregionali del Potenza sicuramente nel girone C, e poi via con i ripescaggi per via della mancata iscrizione di alcune squadre. San Benedettese, una di queste. Attenzione all'azione, perché il cross di Sgarbi è sicuramente pericoloso, la palla balla sulla linea e non interviene nessun calciatore del Legnago, la palla comunque ha attraversato tutta l'area, nulla di fatto, ed ora rimessa laterale per la Virtus con il numero 5 Ambrosini, che ha messo in fallo laterale per evitare guai peggiori. Dunque abbiamo detto della cancellazione di alcune squadre, tra queste la San Benedettese, ma ci sono anche la Casertana e il Novara, insomma tra queste qui, insomma si procederà ora con i ripescaggi. Con tutta probabilità si partirà dalle squadre di Serie D, per poi dunque le mancate promozioni, per poi invece passare con le squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D. Ci sono un po' di valutazioni in corso anche in questo caso, però insomma in questo momento sperano squadre come il Siena, come l'Andria, sperano la Lucchese, spera la Pistoiese, insomma sono tutte squadre che allo stato attuale potrebbero finire nel girone B, da vedere appunto quali saranno le scelte della Lega Pro. Come abbiamo detto già prima, ballano diverse squadre tra il girone B e il girone C, tra il girone B e il girone A, scusate, e quindi è argomento di sicuro interesse per la Virtus, che aspetta di conoscere le sue avversarie. Virtus che riparte da una storica qualificazione ai playoff per la promozione in Serie B, guadagnati all'ultima giornata dello scorso campionato contro il Modena in una circostanza a dir poco rocambolesca. Ricordiamo tutti qui al Gavagnin la punizione di Mimmo Danti al minuto 95, che ha superato la barriera infilandosi nel 7, è stato il gol del 3-3 per un tripudio incredibile che ha permesso alla Virtus con quel punto di guadagnarsi una storica qualificazione ai playoff. Dal giorno successivo il disastro Covid, il focolaio che si è abbattuto sulla Virtus, mettendo KO 13 elementi, 8 calciatori nel giro di 6 giorni. Chi ve lo racconta era uno dei, purtroppo ai miei protagonisti, insomma ero uno dei 13 elementi risultati positivi. Virtus che ha preparato i playoff in circostanze a dir poco drammatiche, davvero diciamo sportivamente drammatiche, ma non solo, perché insomma si parla anche di Covid, situazione abbastanza complessa, ma la racconto io in prima persona perché effettivamente l'ho vissuta così. In tutti i modi la Virtus, che poi dopo 2 settimane di tira e molla è scesa in campo presentandosi a Trieste con soli 13 calciatori effettivi, e quei 13 calciatori hanno compiuto un autentico miracolo, battendo la Triestina con un gol di Lonardi nel finale, guadagnandosi così meritatamente peraltro l'accesso al secondo turno disputato dopo appena 3 giorni, quindi con poco tempo per recuperare le fatiche. Squadra che nel frattempo non ha recuperato giocatori perché nessuno nel frattempo si era negativizzato. L'1-1 di Salò, per poco non ci scappava un'altra sorpresa. Tutti abbiamo nella mente il tiro di Pittarello ribattuto sulla linea, e poteva essere l'1-2. Sappiamo che il regolamento in questo caso è impietoso e permette alla squadra meglio classificata, che ha la possibilità di giocare la partita in casa, non solo di giocare la partita in casa ma di avere anche 2 risultati su 3 a disposizione. Il Feralpi Salò ha approfittato di questo e con l'1-1 si è messa in tasca la qualificazione al turno successivo, il primo nazionale. Andò a disputare una altrettanto storica partita allo stadio San Nicola
giocò contro il Bari, tra l'altro vincendo 1-0 la partita di Salò, 0-0 il ritorno a Bari, e quindi guadagnò una storica qualificazione contro il Bari. La Virtus invece andò a casa, ma a testa non alta ma altissima, insomma la Virtus che riparte da quel traguardo, che ha intenzione, almeno nelle parole di Gigi Fresco, di confermare, addirittura se possibile migliorare, ma insomma ogni stagione fa storia a sé, questo lo sappiamo, per cui l'entusiasmo contagioso dell'ambiente Virtus a partire dal suo presidente e allenatore è sicuramente una base importantissima da cui partire. Però c'è un campionato intero da disputare, c'è anche una situazione nuova, perché di fatto la Virtus sarà inserita in un girone completamente nuovo, insomma tante cose da vedere, con comunque una mission ben precisa, un obiettivo ben preciso, che è quello di continuare a ben figurare nel calcio professionistico per questa squadra di Borgo Venezia, che si è guadagnata la fiducia e la simpatia di tutti. È una squadra che di fatto è una squadra di un quartiere di Verona di 35.000 abitanti, che però sta facendo il suo e lo sta facendo in maniera eccezionale, attirando le attenzioni e le simpatie di tutti, se non altro partendo dal fatto che ha una figura unica nel calcio professionistico non solo italiano ma internazionale, che è quella appunto che ricopre Luigi Fresco, classe 1961, al tempo stesso allenatore e presidente di una squadra che ha creato a sua immagine e somiglianza, con un progetto ben preciso, un'idea ben precisa di calcio divertente, di calcio allegro, calcio aperto, in un mondo in cui molto spesso se ne contestano gli eccessi e gli estremi. Qui in casa Virtus davvero tutto è molto più tranquillo e molto sereno, ed è effettivamente bello poter fare calcio qui, fare esperienza qui, crescere qui in un ambiente sicuramente sano e in una città bellissima come quella di Verona. Detto questo, 33esimo minuto, Virtus 1, Legnago 0, il Legnago non ci sta, prova a ripartire. Al momento, come detto, abbiamo raccontato poco fa della bella azione di Sgarbi non sfruttata da nessuno in area di rigore. C'è grande battaglia di Pittarello, è uno dei giocatori più attesi, perché come detto è stato condizionato durante il ritiro anche da un piccolo infortunio all'inguine, insomma, e comunque oggi è qui in gioca da titolare in coppia, appunto questa coppia inedita con Fasan, giocatore che si sta dando un grande affare. Filippo Pittarello, lo scorso anno tra gli assoluti protagonisti della cavalcata virtusina, ha attirato anche l'attenzione di qualcuno sul mercato, giocatore che era stato in ritiro con la Virtus 3 stagioni fa. Poi la Virtus ha deciso di non tesserarlo ma di tenerlo sotto osservazione. Nel frattempo Pittarello ha fatto una straordinaria esperienza in Serie D con la maglia della Luparense, con cui ha segnato 16 gol, e l'anno successivo, cioè lo scorso, è stato di fatto il primo acquisto della nuova stagione. Questo quello che significa poi è quanto è importante il mercato e l'occhio che i dirigenti della Virtus tengono per i giocatori che militano nel campionato di Serie D, soprattutto giovani. Pittarello non è giovanissimo perché è un 96, dunque non è un under, ma è sicuramente un giocatore giovane, un giocatore di prospettiva, che l'anno scorso ha fatto benissimo e che appunto si è guadagnato peraltro non solo la riconferma ma anche un prolungamento del contratto fino al 2023 con la Virtus che ora attacca con Zugaro. Vediamo questo cross, la palla in area di rigore, il tiro di Fasan che per poco non fa il bis. Ottima azione questa costruita dalla Virtus, il cross di Zugaro, la sponda che sembrava di Pittarello ma in realtà era stato anche un rimpallo non proprio fortunatissimo di un difensore del Legnago. Ha messo la palla sui piedi di Fasan che l'ha strozzata troppo, palla che è terminata sul fondo. Buona anche questa giocata di Nicola Fasan, che comunque è al centro dell'azione costantemente, sta facendo sicuramente molto bene. È un giocatore che
nonostante è qui da poco e di fatto non ha praticamente mai giocato con la Virtus, anche se è entrato con la Fiorentina, e tra l'altro su di lui c'era stato anche un fallo di Milenkovic, probabilmente da rigore sul punteggio di 4-0, quando ormai la partita era finita. Il giocatore ha assicurato che era calcio di rigore, l'arbitro non ne ha voluto sapere, insomma. Comunque protagonista di quell'azione Fasan, poi ha giocato anche contro il Cittadella, oggi qui, insomma, è con la Virtus, si allena da poche settimane, insomma, sembra già ben inserito. Chissà che Gigi Fresco non ci stia facendo un pensierino, come questo pensierino lo si stia facendo anche su tanti altri calciatori, perché, come detto, per la Virtus il mercato è apertissimo, insomma, c'è ancora tanto da fare. Grande lavoro per il direttore sportivo Matteo Corradini, grande lavoro per il direttore generale Diego Campedelli, grande lavoro per tutti coloro che ruotano attorno a Gigi Fresco, perché in queste ultime settimane di agosto ci sarà da puntellare l'organico, sia per quanto riguarda gli under, ne abbiamo già parlato, la loro importanza strategica anche in ottica di sostentamento economico per una realtà piccola come quella della Virtus. L'apporto economico che offrono i calciatori under è importantissimo, sia per quanto riguarda gli over, perché comunque c'è da sistemare anche qualche calciatore all'interno di questo organico che andrà a dare una mano anche dal punto di vista dell'esperienza, insomma. Sicuramente la valutazione riguarda anche calciatori appunto importanti, calciatori che hanno fatto un altro tipo di percorso, un altro tipo di spessore, se non altro a livello di esperienza, al di là del discorso tecnico e tattico. A tal proposito segnalo che dall'inizio di questa stagione si allena con la Virtus Luca Nizzetto, un calciatore importante, classe 1986, centrocampista che non ha bisogno di presentazioni, ha disputato oltre 400 partite tra i professionisti, è stato il capitano dell'Entella in Serie B, è stato il capitano del Trapani che ha sfiorato la promozione in Serie A, è un giocatore di Verona, un ragazzo di Verona che abita a San Giovanni Lupatotto e che in questo momento si allena con la Virtus, aspettando di capire poi quello che potrà succedere. Si allena ancora con la Virtus, a proposito di over, quelli che potremmo definire over, Gianni Manfrin, difensore sinistro, terzino sinistro, classe 93, giocatore che vanta una carriera lunghissima, ha militato in squadre importanti come Alessandria, come Modena e come tante altre. È un giocatore che è arrivato qui alla Virtus 2 anni fa, lo scorso anno purtroppo è stato ampiamente condizionato dagli infortuni e ha giocato pochissime partite, ma in quelle pochissime partite che ha disputato ha dimostrato, ha fatto vedere tutta la sua classe, e in questo momento è qui che aspetta di capire quale sarà il suo futuro, se sarà un futuro ancora con la Virtus, e va visto soprattutto va valutata soprattutto la situazione fisica e soprattutto cosa sarà ancora con la Virtus. Nel frattempo il giocatore Gianni Manfrini, classe 93, si continua ad allenare con la Virtus. Calcio d'angolo è il secondo della Virtus, lo batte Danieli, scambio con Metlica e il cross, nulla di fatto, la palla va dentro e va in aria, ma termina alta sopra la traversa. Il secondo angolo della Virtus, ne hanno battuti i rossoblù di Gigi Fresco, uno il Legnago, 40° minuto, siamo sull'1-0. Io sto cercando di capire, perché probabilmente sta piovendo, insomma, e questo è un po' una notizia in questo pomeriggio veronese.
in cui appunto le due squadre, Virtus Verona e Legnago, stanno onorando il 31esimo torneo Mazzola e anche quello che viene definito il torneo del centenario. Dunque entrambe le squadre che hanno festeggiato questo importante traguardo, e entrambe lo hanno festeggiato in Serie C, dunque disputando un campionato professionistico. Il Legnago lo scorso anno per la prima volta riammesso dopo la rinuncia del Campodarsego, Legnago che si è ritrovato a disputare la Serie C, lo ha fatto sul proprio stadio, che di questi tempi è sicuramente un elemento che va premiato, perché insomma tante squadre fanno fatica ad ottemperare le richieste della Lega per quanto riguarda il regolamento appunto relativo al proprio impianto, ai propri impianti di gioco, e il Legnago ha disputato il suo campionato nel suo stadio, è partito molto bene. Poi il Covid ne ha un po' probabilmente condizionato il rendimento, il Covid che è stata la mina vagante della scorsa stagione su tutti i fronti, perché insomma abbiamo visto casi continui dalla Serie A alla Serie C, il campionato di Serie C che è riuscito poi a proseguire fino alla fine, insomma. Legnago che aveva registrato un focolaio intorno a novembre, da quel momento un po' le cose sono cambiate, e qualche difficoltà di troppo. L'avvento di Colella nella fase finale della stagione ha rinvigorito una squadra che alla fine, pur dovendo ripiegare sulla coda dei playout, si è ben comportata, meritandosi la salvezza che avrebbe probabilmente meritato anche senza quei playout, ma insomma playout senza storia, salvezza contro il Ravenna e salvezza portata meritatamente a casa. Legnago che si è mosso subito sul mercato in questa estate, tanti gli innesti, tante novità, e vedremo, insomma, l'obiettivo è quello di soffrire meno. Nel frattempo c'è però la Virtus che va in avanti, c'è un fallo su Pittarello, resta a terra De Rigo che era stato protagonista di un buono spunto, a terra, vediamo. Nel frattempo l'arbitro assegna un calcio di punizione, c'è anche un po' di animo concitato in mezzo al campo. Sicuramente la condizione fisica è precaria e questo magari condiziona anche la tenuta mentale dei giocatori. In tutti i modi calcio di punizione per la Virtus, sulla palla si portano Metlica e Pellacani, si rialza anche De Rigo che è un po' la novità tattica di questo inizio di stagione, gioca da trequartista, il calciatore 2001, confermato il prestito dalla Virtus Entella anche quest'anno, era arrivato alla Virtus lo scorso anno, giocatore dotato di ottime qualità tecniche, ha giocato poco lo scorso anno, però ecco quest'anno ha un anno di esperienza in più. Si sta ritagliando lo spazio come trequartista. Vediamo la punizione di Metlica, la punizione che Corvi devia in calcio d'angolo, palla che probabilmente sarebbe terminata sul fondo, era un tiro anche abbastanza lento e forse prevedibile. Corvi non si è fidato e comunque ha smanacciato il pallone in calcio d'angolo. Corvi classe 2001, portiere approdato quest'anno al Legnago, e prende il posto, l'eredità pesante di Pizzignacco, giocatore che lo scorso anno ha fatto benissimo con la maglia del Legnago, guadagnandosi la fiducia del Vicenza, la sua squadra di cui era proprietà, di cui era in prestito l'anno scorso appunto al Legnago. Vediamo questa azione di Fasan, cerca spazio, non lo trova, ma comunque la Virtus resta in attacco, chiuderà probabilmente questo primo tempo in attacco con questa rimessa laterale con la palla tra le mani di Manuel Daffara, difensore del sicuro affidamento, grandissima esperienza, la sua ha militato in società importanti come il Padova, poi ancora prima il Siracusa. Eccolo il duplice fischio dell'arbitro Lovison Roberto di Padova che manda le squadre negli spogliatoi, minuto 45, quindi nessun minuto di recupero. E partita che al momento viene decisa da Nicola Fasan, il gol al minuto 19, 1-0 appunto il punteggio, 1-0 il punteggio, e le squadre restano nel frattempo sul campo, non guadagnano gli spogliatoi, insomma classica partita estiva, qualcuno si scalda,
sottolineiamo 2 su tutti, Arma Rashid e Lonardi Lorenzo, 2 dei grandi protagonisti della Virtus nello scorso campionato, giocatori molto diversi anche per età, 85 Arma, 99 Lonardi, giocatori decisivi con i loro gol e con le loro prestazioni. Lonardi che aveva deciso il derby di Legnago, 0-1 il punteggio, gol di Lonardi al 90esimo, 0-1 appunto. Chiudiamo qui. Come era andata quella partita e come è andata anche la partita dell'andata ve le raccontiamo durante il secondo tempo. Per un po' ci fermiamo, a dopo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando sei con chi ami, la vita ha un gusto speciale. Per un istante ogni distanza svanisce, ogni momento un sapore unico, ogni gesto un ricordo che non sai ancora di avere. E la tua casa diventa grande come il mondo. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Dai che le ora. Ale. Squadra in campo, si comincia la ripresa, sta per cominciare la ripresa, ci sono tanti cambi, ci sono dei cambi, nel frattempo il fischio d'inizio lo ha battuto la Virtus, minuto ore 18:02, inversione di campo, dunque con il fischio d'inizio appunto della Virtus lo ha battuto De Rigo e adesso piano piano andiamo a snocciolare quelle che sono le tante novità di questo secondo tempo. E entrambe le squadre hanno effettuato dei cambi ma non hanno modificato l'assetto e soprattutto non hanno stravolto lo schieramento, si continua a lavorare su quelle che sono le idee tattiche di Gigi Fresco da una parte e di Giovanni Colella dall'altra. Dunque sicuramente nella Virtus è entrato Lorenzo Lonardi che gioca davanti alla difesa, lo abbiamo visto in azione in questo momento. Lonardi che è stato una delle grandi sorprese, la rivelazione probabilmente dello scorso anno, tanto da guadagnarsi il premio di miglior giocatore di miglior giovane della Virtus 2020-2021. E Lonardi che, come detto, vi stavo raccontando in chiusura di collegamento del primo tempo, ha segnato e ha deciso il derby di ritorno di febbraio, quello tra Legnago e Virtus Verona. Si giocò di mercoledì, partita che quando sembrava ormai rivolta verso lo 0-0, la zampata su calcio d'angolo al minuto 90 appunto di Lorenzo Lonardi che aveva permesso alla Virtus di guadagnare 3 punti importantissimi. Era il momento d'oro della Virtus che riuscì ad inanellare ben 6 vittorie consecutive, appunto issandosi in pianta stabile tra le prime del girone, tra quelle che poi andarono a disputare i playoff per la promozione. Lonardi che segnò anche il gol, quello altrettanto, anzi sicuramente più importante, addirittura storico, di Trieste contro la Triestina nel turno playoff 0-1, gol di Lonardi su assist di De Marchi, anche in quel caso nei minuti finali. Seguiamo Pittarello, prova il tiro ma non ci riesce, la sponda di tacco verso Danieli, la Virtus che ha iniziato questo secondo tempo in maniera arrembante in attacco.
nulla di fatto, ma insomma c'è sempre la Virtus in attacco e sempre con Pittarello, sempre pronto a battagliare con tutti. Pittarello che guadagna una rimessa laterale. Allora abbiamo detto e andiamo a vedere, in porta c'è ancora Sibi, quindi parliamo della Virtus. La difesa è la stessa del primo tempo con Daffara, Faedo, Pellacani e Zugaro. A centrocampo ci sono sempre Danieli e Merlica ed è entrato Lonardi. In attacco l'altra novità è Rashid Arma che ha preso il posto di Fasan, dunque coppia pesante Pittarello-Arma, trequartista e ancora De Rigo. Vediamo invece il Legnago in porta, mi sembra di scorgere ancora Corvi. E andiamo a vedere davanti, c'è ad esempio il numero 18 che è Contini Gianluca, che gioca in coppia con Buric, probabilmente ha anche cambiato tatticamente la squadra di Colella. C'è appunto il numero 18 Contini con Buric, è entrato Iabre a centrocampo e al posto di Salvi, ma c'è anche il 23 che è Calamai che gioca come mezzala, mentre dall'altra parte c'è il 27 Olivieri, dunque centrocampo cambiato completamente da Colella che si affida a Iabre, Calamai e Olivieri. In difesa vediamo il numero 3 è Rossi, lo scorso anno all'Arzignano, giocatore di cui si è parlato durante l'estate, che alla fine è approdato al Legnago. È entrato il numero 13 Nicolò Milani, che è uno degli ultimi arrivati, e c'è ancora il numero 6 Bondioli, il capitano al centro della difesa. E l'ultimo è il numero 2 Ricciardi Manuel. Dunque tanti cambi del Legnago in questo secondo tempo. La sensazione è che Legnago abbia anche cambiato modulo, passando ad un attacco a 2, anche se c'è ancora Sgarbi, quindi forse mi sbaglio. Insomma, comunque Buric punta centrale, questo è sicuro, e Contini gioca sulla sinistra, Sgarbi a destra, e poi c'è il numero 23 che è Calamai, che va a pressare alto in un centrocampo completamente nuovo con il numero 8 Iabre e il, come detto, Olivieri. Insomma, questo gli schieramenti. Più cambi per Colella, meno per Gigi Fresco, che si affida a questi giocatori, agli stessi giocatori del primo tempo, tranne Arma e tranne Lonardi. Virtus che tra l'altro ha tanti assenti in questa partita. Abbiamo visto in tribuna il portiere Giacomel, che è stato fermato durante il ritiro da un infortunio, da una fascite plantare che gli ha dato qualche difficoltà di troppo. Aveva giocato, fatto benissimo contro il Chievo a Pieve di Cadore, e poi da lì ha avuto qualche difficoltà che sta curando. Insomma, il tempo è dalla sua parte, c'è ancora un po' di tempo, c'è tempo per dedicarsi alle cure, per recuperare al meglio in vista dell'inizio della stagione. Al suo fianco, lo vedo qui sotto in tribuna, c'è Mimmo Danti, capitano della Virtus, calciatore che è entrato a far parte con i suoi gol e con le sue prestazioni, ma soprattutto con il suo temperamento della storia della Virtus. Oggi risparmiato da Gigi Fresco. Adesso Arma in azione in area, il tiro di Arma, la pallata di Corvi, ma c'è ancora Arma, la palla è alta sulla traversa. Bello lo scambio Pittarello-Arma, bello davvero, attacco rodato, quello composto da Pittarello e Arma, che l'anno scorso hanno fatto cose ottimali, mantenendo l'attacco della Virtus per gran parte del campionato, complice l'infortunio. Attenzione, perché Pittarello la mette dentro ed è 2-0 il gol al volo di Filippo Pittarello su assist di Nicola Danieli. Bellissimo il gol della Virtus, tutto da rivedere, davvero bello il recupero di Faedo, l'assist di Danieli e il gol di Pittarello che al volo batte Corvi e segna il gol del 2-0 al minuto 7 del secondo tempo, settimo del secondo tempo. Pittarello fa 2-0, è davvero una bella azione, anticipata di poco dalla doppia occasione di Rashid Arma su assist di Pittarello, come detto coppia rodata, la prima la parata e poi il tiro cross terminato alto sopra la traversa. Dunque la Virtus che raddoppia, dunque Virtus 2 Legnago 0, è una Virtus che sta facendo il suo, sicuramente
è premiata da un'ossatura riconfermata per gran parte riconfermata dallo scorso campionato, in cui sono in pochi i calciatori che sono dovuti andarsi ad inserire. Lo ha fatto benissimo Metlika fino adesso, calciatore 2001 a centrocampo, l'ha fatto benissimo Zugaro nel suo ruolo naturale di terzino sinistro, ma stanno dando il loro contributo un po' tutti i calciatori, anche quelli rimasti, insomma, che hanno effettuato una preparazione precampionato con grande impegno ed abnegazione, tanto lavoro, insomma anche un po' di divertimento, di sano divertimento in casa Virtus non manca mai anche quello, però insomma ecco, il ritiro è andato bene, a parte l'infortunio di Giacomel che abbiamo già raccontato, che ho detto prima, non ci sono stati intoppi particolari, ci sono stati tanti calciatori, ci sono tuttora tanti calciatori in prova che si stanno un po' anche adeguando e stanno un po' conoscendo quella che è un po' il mondo Virtus, però di fatto la Virtus, che ha fatto un ottimo precampionato fino adesso, non ha mai perso la bussola, l'abbiamo detto, straordinario lo 0-0 contro il Verona, in una partita in cui tra l'altro l'episodio più importante è stato un evidente fallo da rigore su Amadio non concesso dall'arbitro, ma insomma al di là di quello, al di là del rigore, sicuramente è stata una grande prestazione quella della Virtus al cospetto di giocatori di Serie A importanti, cito Zaccagni, cito Kalinic, giocatori che hanno fatto la storia, hanno fatto una straordinaria stagione con la maglia del Verona. Con la maglia del Verona, e comunque con la Virtus che nessuno magari se lo aspettava, 0-0 contro il Verona, poi questo 4-0 con la Fiorentina, comunque disputando un'ottima prestazione, e poi il 2-0 con il Cittadella sotto il diluvio, ma una partita, come detto, caratterizzata e segnata da 2 calci di rigore, dunque partita decisa da 2 calci di rigore. Oggi la situazione è ben diversa, la Virtus sta vincendo 2-0. Abbiamo detto il gol di Fasan nel primo tempo ed il gol di Pittarello in questo secondo tempo. Ora attacca il Legnago, salvataggio di Zugaro in recupero, anche una condizione atletica buona quella dei rossoblù. Adesso vedremo nel frattempo se ci saranno altri cambi. Si scalda in questo momento Andrea Carlevaris, sta indossando la maglietta, anzi c'è il cambio ed è proprio lui ad entrare in questo momento. È il minuto 10 del secondo tempo, anzi quasi 11 di questo secondo tempo, pronto a entrare Andrea Carlevaris, prende il posto di Mattia De Rigo, dunque nessun cambio tattico. Carlevaris giocherà da trequartista alle spalle di Pittarello e Arma, e prende il posto appunto di Mattia De Rigo, che rappresenta un po' l'esperimento di questa estate in casa Virtus. Virtus che è alla ricerca di una mezzala o di un centrocampo. Ecco il colpo di testa di Arma, palla che si alza di poco su cross di Daffara, palla in precedenza azione attivata da un lancio ad occhi chiusi di Pittarello. Virtus che sta dando anche un po' di spettacolo in questa partita estiva, come detto, e lo ripetiamo, è calcio d'agosto che può contare poco tanto. Questo è un elemento, come dire, a discrezione di chi sta osservando la partita, però di fatto la Virtus comunque sta facendo bene. Sicuramente questa è una partita che aiuta anche ad acquisire consapevolezza soprattutto ai ragazzi giovani. La Virtus è una squadra giovanissima che sta facendo bene comunque con i suoi giovani e con la conferma dei suoi giocatori più esperti, su tutti appunto Pittarello, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, anche segnato un gol. Arma, Pellacani e Daffara sono questi i calciatori più esperti. Azione di Metlika, straordinario, giocatore dalle qualità tecniche indiscusse. Ora Zugaro, il cross al centro, Arma la mette dentro e fa 3-0.
il minuto è il 12esimo, il gol di Rashid Arma, ma che azione ha fatto Antonio Metlica, ragazzi, fantastico, mi alzo in piedi anch'io per commentare questa azione. Metlica, Zugaro, il cross, Arma dal dischetto del rigore, non poteva sbagliare, giocatore che ha segnato più di 140 gol nella sua carriera, giocatore importante, è rimasto alla Virtus lo scorso anno, 10 gol, in doppia cifra, e adesso ha messo il sigillo su questa partita che al 12esimo del secondo tempo dice Virtus 3 Legnago 0. Insomma, adesso bisognerà capire come evolverà la partita. Il Legnago un po' in difficoltà, probabilmente ancora alla ricerca della giusta quadratura del cerchio, e mister Colella ha lavorato tanto nel ritiro di Montagnana di Pine. Il Legnago che ha pareggiato, anch'esso ha ottenuto un importante risultato, 0-0 contro il Lecce, il quotato Lecce. Legnago che ha già in programma altre due amichevoli, una si disputerà venerdì, l'altra sabato il 14 agosto. Il Legnago sarà ospite a Ferrara della Spal Primavera, insomma, quindi si prospetta un Ferragosto di lavoro per la squadra di Colella, che punta ad arrivare all'inizio della stagione con una condizione fisica accettabile, anche delle idee rodate in ambito tattico. Vediamo questo calcio d'angolo, chi lo batte? Lo ha battuto Buric. In realtà l'attaccante Buric sembrava aver battuto questo calcio d'angolo, in effetti è proprio lui. La palla è stata bloccata da Sibi senza difficoltà. Angoli Virtus 3, Legnago 2, nessun ammonito in una partita che comunque si dimostra viva, le squadre non si risparmiano. Adesso seguiremo come evolverà, il tempo scorre, siamo al 15esimo. Il cambio era questo che vi abbiamo appunto detto, c'è Carlevaris in campo in casa Virtus al posto di De Rigo. Non ci sono troppi altri cambi, come detto, perché ci sono dei giocatori che Gigi Fresco ha deciso di tenere a riposo. Vediamo chi c'è in panchina in casa Virtus, e qui vi do un paio di notizie dell'ultima ora. Figurano Luca Munaretti e Michele Bragantini, sono gli ultimi due tesserati. Portiere Michele Bragantini, classe 2001, e difensore centrale Luca Munaretti, classe invece 2002. Sono arrivati ieri alla Virtus entrambi tesserati ed ufficializzati, Munaretti ieri pomeriggio, Bragantini questa mattina. Sono due calciatori che sono due ex del Chievo, entrambi militanti provenienti dalla squadra Primavera. Bragantini era di fatto il terzo portiere anche della prima squadra, mentre Munaretti giocato nella Primavera, giocatore che in realtà arriva dalla Cremonese in prestito per un anno, calciatore appunto tesserato dalla Cremonese e poi prelevato in prestito dalla Virtus Verona. Per Bragantini invece contratto biennale. Sarà il terzo portiere, uno dei tre portieri in casa Virtus, e se la giocherà con Sibi Sheikh e con Giacomel Alessandro, come detto, infortunato. Per gran parte del ritiro è stato aggregato ai rossoblù come terzo portiere Giacomo Mazzei, 2004, e in realtà il portiere della Primavera tornerà a giocare in Primavera, utile comunque sempre a disposizione, utile come terzo portiere. Non è la prima volta che viene convocato dalla Virtus, lo ha fatto 2 anni fa, lo ha fatto anche quest'anno, insomma più volte aggregato alla prima squadra. Di fatto è un giocatore che si allena spesso con i compagni più grandi. Giovane Jack Mazzei, 2004, un bravo ragazzo che però tornerà presto a giocare nella Primavera. Con la Primavera andranno anche Silvio Izzo, che è un difensore arrivato da poco e che in questo momento è in panchina insieme ai ragazzi più grandi. 4 cambi, vediamoli nella Virtus. Andiamo per ordine. Intanto
Intanto esce Pellacani, ma vi dico che nel Legnago è entrato il numero 25 Casarotti, vedremo al posto di chi, perché non ho visto chi è uscito al suo posto. Anzi no, è uscito Buric, eccolo qua, Buric è uscito da questa parte, dunque è entrato Casarotti. Nella Virtus fuori Pellacani, dentro Pinto, fuori anche Zugaro, dentro Mazzolo, fuori anche fuori, vediamo perché è entrato Tronchin a centrocampo, probabilmente sia al posto di Danieli, è uscito Daffar ed è entrato Mazzolo, è entrato anche Munaretti ed è uscito Zugaro. Dunque andiamo velocemente a ricostruire la nuova formazione della Virtus. In porta c'è sempre Sibi Sheikh, in difesa i centrali sono Antonio Pinto e Luca Munaretti, che dunque fa l'esordio con la maglia no, invece non è così come vi ho appena detto, perché centrali giocano Pinto e Faedo, dunque Faedo è un superstite del primo minuto come il portiere Sibi. Luca Munaretti è entrato a sinistra al posto di Zugaro, lui che è difensore centrale ma è anche difensore sinistro e dunque gioca in un ruolo che comunque è suo. A destra c'è Francesco Mazzolo, ex primavera dell'Udinese, già lo scorso anno a Verona, classe 2001, riconfermato, ed è entrato al posto di Manuel Daffara, che ha guadagnato gli spogliatoi passando qui sotto la tribuna. A centrocampo abbiamo già detto di Lonardi, che gioca davanti alla difesa, mezzala di destra adesso è Simone Tronchin, 2002, proveniente dal Vicenza, e a sinistra invece c'è Antonio Metlica, giocatore che sta facendo una partita straordinaria. Trequartista Andrea Carlevares, coppia d'attacco quella composta da Pittarello e da Rashid Arma. Questo per quanto riguarda la Virtus, insomma i cambiamenti sono effettivamente tanti. Nel Legnago abbiamo detto c'è Casarotti al posto di Buric, forse a questo punto un cambiamento tattico c'è stato, perché la prima punta la sta facendo il numero 18 Contini, Sgarbi gioca con Olivieri avanzato in attacco nel tridente, e a centrocampo è andato Casarotti ad affiancare Iabre e Calamai. Cambiamenti, prove, insomma è tutto quello che fa parte del calcio d'agosto. Nel frattempo Mazzolo con Tronchin costruisce questa azione d'attacco, il cross e la palla che termina in fallo laterale. Rimessa per la Virtus, 19esimo, ci avviciniamo al 20esimo minuto, la palla in area, la sponda è di Pittarello per Arma, ma c'è un fuorigioco appunto di Arma. Nulla da fare. Si scaldano ancora due giocatori nella Virtus, sono Cristian Paloca, giocatore giovanissimo, giunto qui lo scorso anno dalla Vispesaro, un ragazzo del 2002, anche lui in ottica primavera, ha giocato lo scorso anno con la primavera ma è stato convocato spesso con la prima squadra, ragazzo residente ad Ancona, e lui si sta scaldando in questo momento insieme a un altro ragazzo che si sta allenando con la Virtus da ieri, in realtà anche lui veronese di Borgo Venezia, è un ragazzo anche lui scuola Chievo, Vesentini Filippo. E ci sono dei giocatori ovviamente che non partecipano alla partita ma si stanno semplicemente allenando come se fosse una normalissima giornata di lavoro qui nel quartier generale della Virtus, stadio Gavagnin Nocini, situato praticamente di fianco a quello che è il centro sportivo, la casa della Virtus, qui a Borgo Venezia in via Montelungo, dove c'è un campo in erba naturale, che è il campo su cui si allena la Virtus quotidianamente, ed è un campo dedicato proprio a Mazzola, appunto il campo Mazzola a cui è dedicato questa partita, a cui è dedicato questo torneo. Mirko Mazzola, l'abbiamo detto, figura importante della storia della Virtus, storia centenaria della Virtus, figura che
a cui viene annualmente durante l'estate dedicato un torneo con una premiazione che ci sarà appunto a fine partita, che comunque seguiremo sempre in diretta, questa diretta che, lo ricordiamo, è stata messa in piedi dai nostri amici di Avelia, amici che ringraziamo per la loro straordinaria collaborazione. Insieme a loro vi abbiamo già mostrato e fatto vedere le immagini della presentazione storica, appuntamento storico anche in quel caso della Virtus nello splendido scenario dello Sporting San Felice di Illasi, e oggi ci ritroviamo qui allo stadio Gavagnino Nocini per farvi vedere questa partita. Purtroppo questo non succederà, e lo possiamo dire subito in anteprima, durante il campionato, perché il campionato è mosso da regolamenti diversi. Sono delle esclusive che fanno capo all'azienda Eleven Sport, appunto, che ha l'esclusiva sulle immagini della Serie C, per cui le partite di Serie C della Virtus Verona, così come del Legnago e così come di tutte le altre squadre, le potete vedere sui canali di Eleven Sport. Noi però, quando abbiamo la possibilità di mostrarvi le immagini della Virtus, cercheremo di farlo sempre più spesso, ma questo se è possibile, se lo facciamo, quando lo facciamo, è possibile solo grazie alla collaborazione degli amici di Avelia. Qui ho Andrea al mio fianco che mi supporta dalla regia, poi c'è Gianni, c'è Pablo e c'è Alex. Spero di non aver dimenticato nessuno. Mi fa segno Andrea che è così. Insomma, dai, ci divertiamo anche in questo pomeriggio di calcio estivo che vede la Virtus in vantaggio 3-0 contro il Legnago. Ripeto i gol: Fasan al 19esimo del primo tempo, Pittarello al 7° del secondo tempo, Arma al 12esimo del secondo tempo, e adesso è una fase un po' distanca, i ritmi si sono abbassati, complice il risultato, ma complice anche la condizione delle due squadre che sicuramente la Virtus domani potrà usufruire di un giorno di riposo. Gigi Fresco ha concesso ai suoi un giorno di riposo, ci si tornerà ad allenare da lunedì e poi settimana piena fino a sabato, amichevole in via di organizzazione, probabilmente possibile una partita, come dire, a ranghi misti qui tra gli stessi calciatori della Virtus, per poi avere qualche giorno di riposo in occasione delle festività di Ferragosto, e poi niente, ci si tufferà in quella che sarà una stagione avvincente, l'avventura, la quinta della Virtus in Serie C, la quarta consecutiva. Ci sarà da confermarsi, ci sarà un girone nuovo, ci saranno avversari nuovi, ci saranno posti nuovi da visitare, perché poi è bello girare l'Italia anche per il calcio e conoscere posti nuovi e persone nuove. Insomma, ci sarà tanto da fare. Insomma, il clima sarà sicuramente un clima diverso rispetto a quello che stiamo vivendo oggi qui. Quello di oggi è un clima di festa, un clima sereno, nonostante il risultato in campo comunque che vede la Virtus vincere in maniera anche abbastanza netta. È sempre calcio d'agosto, il calcio vero arriverà e non sarà neanche tra tantissimo tempo, quindi c'è da prepararsi un po' a tutto, sia insomma alle difficoltà, anche alle difficoltà che sicuramente durante l'anno tutte le squadre possono avere, difficoltà che ha avuto anche la Virtus l'anno scorso. Dopo le 6 vittorie consecutive è arrivata qualche sconfitta di troppo, insomma, che per fortuna non ha pregiudicato il cammino verso i playoff, ma insomma questo per dimostrare, insomma, che le cose anche durante un campionato lungo 10 mesi possono evolvere continuamente. Insomma, ecco, bisogna mettere tutto in preventivo. È il Legnago che prova a costruire, al momento non sembrano esserci ulteriori movimenti nei due schieramenti, le panchine sono di fatto ferme. Faedo nel frattempo recupera questo pallone e lo rilancia, Arma lo fa suo, anzi no, c'è il numero 2 Ricciardi che lo recupera, poi fallo di Abré su Carlevaris, una piccola
reazione di Habré, nulla di particolare, ci sta anche questo in un momento. Metlica perde palla, anzi no, poi Faedo che avanza e sale, palla al piede per Lonardi, ancora Faedo, ancora Lonardi. La Virtus non ha cambiato di una virgola lo schieramento, è sempre 4-3-1-2. Qui Carlevaris si fa fermare da Habré che recupera questo pallone e poi subisce anche fallo dallo stesso Carlevaris. Nulla di fatto, ci siamo fermi, c'è un time out ed il minuto è il 26esimo, anzi 27esimo, siamo verso il 27esimo. Squadre che vanno a dissetarsi, resta il caldo e come detto il risultato lo confermo, vede la Virtus in vantaggio 3-0, le reti di Fasan, di Pittarello e di Arma. E così come i calciatori bevono qualcosa, anch'io mi fermo un attimo. Come la facciamo a devi chiamare il ciulo, ma no, vabbè, non la posso fare. No, devi chiamare in federazione. Addirittura dire che rinunci a prendere soldi dei diritti. Ah sì? Quindi tu in Serie C puoi fare un è un po' complicato. Torniamo? Ma noi ci siamo. Ma infatti siamo all'università. Finito il momento di time out anche per me. Habré si spiega con Arma e con Bondioli, strette di mano, 5 per tutti, sorrisi e il calcio d'agosto, lo abbiamo detto. Nel frattempo l'arbitro Lovison, che pure inizialmente aveva avuto qualcosa da fare, aveva dovuto un po' gestire una situazione in divenire, in realtà adesso insomma la situazione sembra effettivamente essersi molto tranquillizzata, complice il risultato, complice la stanchezza. L'importante in questo momento è provare, non farsi male, provare ancora, perché ripetiamo, le partite importanti, quelle in cui i punti in palio, in cui la posta in palio è ben altra di quella che c'è invece oggi, stanno per arrivare insomma. Rimessa laterale per il Legnago che resta in attacco e prova almeno a segnare il gol della bandiera. Vediamo qua in questa azione con Pittarello che scappa al numero 13 Milani, Bondioli gli mette la palla in fallo laterale, ma la Virtus in attacco. Pittarello proprio Pittarello a battere le messe laterali, Tronchin che serve Arma prova a servire Carlevaris, nulla di fatto, chiude gli spazi Legnago, che ora riparte bene con questa azione. Virtus un po' scoperta, c'è Calamai, cerca lo spazio, è entrato Bragantini nel frattempo nella Virtus. Vediamo questo cross rimpallato, il cross del numero 2 Ricciardi, rimpallato da Vesentini, che adesso anche lui, giocatore che è aggregato da qualche ora, prova l'ebbrezza di esordire con la maglia della Virtus. Lui che è di Borgo Venezia, il papà è stato anche un calciatore della Virtus Verona. Nulla di fatto per il Legnago, c'è Bragantini Michele che si appresta ad effettuare il rinvio. Dunque la prima giocata della Virtus con la maglia della Virtus di Michele Bragantini, questo rinvio dal fondo, Bragantini che gioca in maglia gialla
e questo pallone sul fondo, prova a recuperarlo il numero 18 Contini, non ci riesce perché il pallone va sul fondo, controllato da Munaretti, l'altro giocatore neo arrivato in casa Virtus. Bragantini e Munaretti sono i due volti nuovi, gli ultimi volti nuovi in casa virtusina. Munaretti che aveva giocato la partita tra Chievo e Virtus Verona disputata a Pieve di Cadore il 18 luglio scorso, e Munaretti che giocava e ha giocato titolare dal primo minuto con la maglia del Chievo Verona, appunto in quella circostanza. La prima e l'ultima partita del Chievo, scusate, in questa sfortunata stagione mai iniziata e conclusasi presto dopo il ritiro con la cancellazione dei campionati professionistici, una storia che nessuno dimenticherà e che appunto, come detto, come abbiamo già detto in apertura e come ripetiamo, la speranza è poter rivedere presto il Chievo nei campionati che gli competono. Insomma, la storia del Chievo è impossibile da dimenticare. Ecco qui nel frattempo questo bel lancio di Contini per di Casarotti per Contini spalla a spalla con il numero 15 Munaretti. L'arbitro ha fischiato un fallo, no, era fuori gioco di Contini, dunque nulla di fatto. Contini che si spiega con l'arbitro Lovison, e nel frattempo c'è un cambio, fuori Pondioli, dunque fuori il capitano del Legnago, dentro il numero 28 e Giulio Saviato, classe 2003, un giovanissimo del Legnago. Legnago che prova quantomeno a segnare il gol della bandiera. Vediamolo adesso in attacco, ma c'è subito Bragantini che fa buona guardia su questo lancio dalle retrovie. Nulla di fatto, il minuto è il 33esimo, il tempo che scorre, il risultato che in questo momento premia la Virtus, che ha un po' abbassato i ritmi, sta un po' gestendo la situazione, anche se davanti la coppia Arma-Pittarello fa paura. No, perché Pittarello non c'è più, lo abbiamo visto adesso, è appena uscito Pittarello, ha lasciato il posto a Cristian Paloca, dunque adesso la coppia d'attacco non è più composta da Pittarello ed Arma, ma è composta da Paloca ed Arma che nel frattempo è diventato anche il capitano della Virtus Verona. Dunque seguiremo questi ultimi 10 minuti circa con Paloca in avanti. Faedo, attenzione, si perde il pallone del numero 18, c'è un fallo dal limite. Faedo, una piccola disattenzione, in realtà mi ero distratto anch'io, ho rialzato lo sguardo e ho visto la palla in area della Virtus, dunque la disattenzione di Faedo giustificata dopo un'ottima prestazione, dopo, lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, un grande precampionato da parte di questo ragazzo giovanissimo, 99, è un ragazzo del posto, viene da San Martino Speme, un bravissimo ragazzo che ha con la propria famiglia una fattoria, appassionato di calcio, lo scorso anno protagonista col San Martino Speme della promozione in Serie D, ed eccolo qui che prova con la Virtus. Insomma, Gigi Fresco lo ha messo in campo, l'ha tenuto in grande considerazione finora, vedremo poi come si completerà questo mini percorso, ma nel frattempo seguiamo perché Contini Gianluca, classe 2001, è sulla palla. La punizione, la palla è proprio al limite dell'area, vediamo questo calcio di punizione, vediamo chi lo batte Contini che mette la palla nel 7, gol straordinario, complimenti, applausi per Gianluca Contini, pallone nel 7, un missile terraria che si infila nel 7, fa il gol del 3-1, dunque il Legnago segna il gol della bandiera, minuto 36 del secondo tempo,
Contini Gianluca direttamente su calcio di punizione realizza il gol del 3-1, un gol evitabile da parte della Virtus, piccola disattenzione collettiva nella quale mi metto anch'io perché mi ero distratto, non avevo visto non ho visto come è nata l'azione. Sta di fatto che è stato proprio Contini a guadagnarsi il calcio di punizione e ha battuto il calcio di punizione e l'ha anche realizzato. Insomma, gol straordinario, complimenti, applausi per Gianluca Contini, il gol peraltro meritato del Legnago, insomma ci stava dopo questo secondo tempo con impegno, caratterizzato dall'1-2 dei gol segnati al 7° da Pittarello, al 12° da Arma, il 3-0 insomma che comunque ha impresso un cambio di rotta alla partita, il gol di Contini al 36° del secondo tempo, dunque il gol della bandiera, un bel gol che va sicuramente applaudito. Altri cambi ormai non ce ne sono, i giocatori aspettano di fatto il 45°, c'è Tronchin che mette questa palla fuori. Tronchin classe 2002, calciatore in prestito dal Vicenza, giocatore che anche lui l'anno scorso proveniente dal campionato primavera del Vicenza, aveva anche esordito in Serie B disputando una partita agli ordini di Mimmo Di Carlo, poi la stagione disputata con la primavera, questa prima grande chance nel calcio dei grandi offerta dalla Virtus Verona, Virtus che ha creduto da subito in Tronchin, giocatore che si sta facendo largo, giocatore che sta imparando quelli che sono i ritmi e le dinamiche del calcio appunto dei più grandi. Tronchin classe 2002, lo abbiamo detto, per la Virtus è fondamentale, prioritario dare spazio ai giovani. È questa la filosofia calcistica di una società che comunque ha nel suo DNA la valorizzazione dei ragazzi più giovani, valorizzazione che lo abbiamo visto e lo abbiamo detto, lo ripetiamo, ha premiato Santiago Vicentin, difensore centrale classe 99, nato a Rosario in Argentina, arrivato in Italia e tesserato dal Pordenone, poi dal Belluno, e approdato alla Virtus. Ci ha messo un po' anche per esordire per problematiche burocratiche, alla fine Gigi Fresco ha creduto in lui, il giocatore lo ha ripagato innanzitutto con una stagione, quella scorsa letteralmente straordinaria, a lungo la Virtus con i due centrali Filippo Pellacani e Santiago Vicentin, rispettivamente classe 98 e 99, è stata una delle meno battute di tutto il girone B appunto della Serie C, al cospetto di realtà blasonate come il Padova, come la Triestina, ma anche come il Cesena, il Modena, tanto per citarne alcune. Santiago Vicentin che quest'anno, forse un po' a sorpresa, ma insomma se ne è parlato tanto, ha avuto l'opportunità di fare un salto importante, quindi acquistato dal Crotone appunto, un treno che è passato e che andava colto al volo. Il treno è arrivato a Mezzano di Primiero, il giocatore ci è salito su un giorno per fare le valigie, piccolo trasferimento nella zona di Brescia, a Coccaglio, dove il Chievo era impegnato in un amichevole contro la Gian Erminio, e poi il trasferimento nella lontana Calabria, insomma, salutato dai compagni, da Fresco, dallo staff, insomma, bravo ragazzo a cui vanno gli auguri del caso perché merita questa chance. Santiago Vicentini che può diventare un esempio per tutti e per i tanti giovani attualmente tesserati con la Virtus. A qualcuno è chiesta la definitiva consacrazione, verrà chiesta la definitiva consacrazione quest'anno, stagione 2021-2022. Calcio d'angolo il Legnago, pallone lisciato da Lonardi che per fortuna non crea grattacapi, Paloca ci prova, Calamai gli mette la palla in fallo laterale, la Virtus respira, il minuto è il 40°, dunque il tempo che trascorre, la rimessa verrà effettuata da Francesco Mazzolo. Risolviamo qui uno dei rebus che ha accompagnato la stagione dello scorso anno, Mazzolo e non Mazzolo come la gran parte delle persone lo chiama.
Francesco Mazzolo, giocatore di San Vito al Tagliamento, classe 2001, prelevato dalla Virtus dalla primavera dell'Udinese, calciatore che è stato in pianta stabile in prima squadra, si è allenato con i più grandi, amico di Rodrigo De Paul, e poi l'opportunità di crescere nella Virtus fino alla conferma quest'anno. Si candida a vice parte come vice da Fara sulla fascia di destra, terzino destro, ma anche lo scorso anno ha dimostrato che può fare vari ruoli, può giocare anche a sinistra, e comunque ogni volta che è stato chiamato in causa, nonostante la sua giovane età, è un classe 2001, Francesco Mazzolo, e dunque Mazzolo e non Mazzolo, ha fatto il suo. Un altro giocatore che ha fatto il suo e che è atteso da una stagione di consacrazione è Antonio Pinto, difensore centrale, classe 2001, nato a Santa Maria Capo Avetere, ma trasferitosi a Novara, da dove è arrivato. Ha giocato nel Casale in Serie D, il blasonato e storico Casale, che annovera nel proprio palmarès anche un paio di scudetti, però poi è arrivato alla Virtus, un classe 2001, difensore centrale anche lui all'occorrenza terzino, l'anno scorso un po' condizionato dagli infortuni, quest'anno ha intenzione e ha iniziato benissimo il ritiro, ha giocato molto bene le amichevoli in cui è stato chiamato in causa, quindi tutte quelle che vi ho citato più di una volta in questo lungo pomeriggio del Gavagnin Nocini, ed oggi è ancora qui. Insomma, ci si aspetta tanto da lui. Gigi Fresco lo considera come uno dei sicuramente un difensore affidabile, uno dei migliori difensori giovani in circolazione, insomma, tanto che ha voluto fortemente confermarlo anche per la stagione 2021-2022. Rimessa laterale a favore del Legnago, apre per Rossi, il giocatore non trova spazio perché era davanti Tronchini, e allora avanti con Milani, si riparte dalle retrovie. Non ci sono grossi spiragli per sviluppare la manovra in casa Legnago, anzi adesso è Lonardi che ruba palla al numero 27 Olivieri che commette fallo in condizioni normali, in una partita vera tra virgolette. Qui ci scattava facilmente il cartellino giallo, questo non è arrivato perché è un amichevole e ci sta anche questo. Nel frattempo però il gioco è fermo e la Virtus si appresta a battere una punizione quando il cronometro dice che siamo vicini al 44esimo minuto e dunque alla fine della partita. Eccolo Mazzolo, subisce fallo ad opera di Rossi, la palla è ferma, insomma si aspetta solo il triplice fischio, mentre nel frattempo c'è la società della Virtus Verona prepara un banchetto con la premiazione. C'è una piccola premiazione perché poi le cose qui vengono fatte in una certa maniera, dunque se il torneo Mazzola si chiama così, ci sarà anche una premiazione. La premiazione verrà effettuata, in questo momento è gestita dal responsabile del settore giovanile della Virtus, figura storica della Virtus, Adriano Zuppini, che nella Virtus da 35 anni praticamente ha diciamo così fatto coppia con Gigi Fresco a lungo in questa lunga avventura dai colori rosso-blu, quindi coppe pronte. Adriano Zuppini. La premiazione verrà effettuata da Stefano Mazzola, che è il figlio di Mirko Mazzola ed è una figura che molto spesso abbiamo visto dalle parti di Borgo Venezia. Nel frattempo ancora una punizione per il Legnago, ancora una posizione invidiabile ed ancora Contini sulla palla, lo specialista. Vediamo questa volta dove va la palla, alta sopra la traversa, una buona idea, triplice fischio, è finita qui. La Virtus dunque si aggiudica il torneo Mazzola, batte 3-1 il Legnago in una bella partita di un caldo pomeriggio veronese
Io ricapitolo le marcature: al 19esimo il gol di Fasan, al 7° Pittarello del secondo tempo e al 12esimo Arma sempre del secondo tempo per il temporaneo 3-0. Il 3-1 stato realizzato da Contini al minuto 36 del secondo tempo. Dunque questo è il risultato finale. Adesso i calciatori restano tutti a centrocampo perché si procederà con questa piccola premiazione. È un momento, diciamo così, sereno, tranquillo, in cui non si parla più di calcio. Noi siamo andati a lungo per 90 minuti, vi lasciamo qui e vi salutiamo nella speranza di potervi dare nuovi appuntamenti con quella che è stata un po' una prova oggi qui così. Io stesso spero di avervi allietato in questo pomeriggio con la mia voce. Vi dico la verità, io mi sono sicuramente divertito, spero lo abbiate fatto anche voi. Tutto questo è stato possibile solo perché la regia, le telecamere, tutta la struttura è stata messa in piedi dagli amici di Avelia, che ripeto per l'ennesima volta voglio ringraziare a nome della Virtus per quello che fanno e per quello che hanno fatto. Cerchiamo di offrire ai nostri tifosi, ma non solo a loro, a tutti coloro che ci seguono e seguono con affetto e simpatia la Virtus Verona un po' da tutte le parti d'Italia. E ecco, con queste immagini abbiamo, diciamo così, l'obiettivo anche un po' di portarvi a Borgo Venezia, di portarvi al Gavagnino Cini, che è questo piccolo stadio con appena 1500 posti. È uno stadio che è stato inaugurato senza le barriere già nel 2017, uno dei primissimi. Insomma, ecco qui. L'immagine è questa: tutti i calciatori sotto la tribuna, ci si abbraccia, c'è Stefano Mazzola, ci sono i dirigenti del Legnago, ci sono due coppe, c'è Gigi Fresco che inevitabilmente farà questa presentazione, e noi su questa immagine vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime occasioni. Forza Virtus, forza Legnago, in bocca al lupo per la prossima stagione, ragazzi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Quando sei con chi ami, la vita ha un gusto speciale. Per un istante ogni distanza svanisce, ogni momento un sapore unico, ogni gesto un ricordo che non sai ancora di avere. E la tua casa diventa grande come il mondo. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, 3 orate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming.
Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.